incensato da una pioggia di compa, entra in area e attenzione, va a servire Baz, semina lo scompiglio tra il compiacimento commosso del suo mister Fagioli. Pensatore lo perde, si scompone. Attenzione, il portierone a passare per Baz, deve comandare ancora, alta, va a servire un Materazzi che mette al centro, ma l'assistente Stefano no, l'arbitro dice che come dice lui non lo dice nessuno. Finalmente sentiamo i cori, ti stai sgolando, ma quali sono i draghi? Non ci sono, questi sono. Ma che draghi, sembrano dei cardellini, un po' di più voce, facciamo partire il famoso inno che io ho declamato. Mamma lo sai chi c'è, questo è molto complesso, davvero bravissimi, si possono dire le bugie a Mogliano? Sì, bene, quindi le dico bravi, efficaci, trascinanti. Questo era meglio di quello di prima, si possono dire le bugie, vero? Sì, no, eccolo. Chi ha segnato nel frattempo? Un attimo, che vi do gli aggiornamenti dal campo. Ero con la tifoseria, una tifoseria, guarda, portiamocela in trasferta perché, ecco, vai. Chi ha segnato, mister, che mi sono perso? Ha segnato dall'Arche, attenzione a Baz, funambolico, attenzione, cade, come corpo morto cade, c'è Bolzanella che dice che sarà calcio di punizione, chi se ne incaricherà? Vittorio Fagioli qui fa uno dei suoi schemi, la famosa punizione dal limite a palombella, tirerà Baz, colui che si è procurato questa rete. Attenzione, momento dialettico tra Materazzi e Baz, batto io, batti tu, chi batterà, è una tecnica per fare confusione, per farlo sbagliare. Cantate il famoso inno mamma sai chi c'è? Attenzione alla barriera sistemata, Baz, pennella, avete visto? Rudy Smaila in possesso del pallone, attenzione, Baz, una rivolta ancora una volta, tiro, applauso, va a voi, grazie di essere stati qua fino alla fine, grazie agli amici di Arco Sport, grazie alla Nazionale Calcio TV, tutti coloro che volessero sostenere la Nazionale Calcio TV, diamo appuntamento a tutti il 22, il 21 di maggio a Pieve di Soligo, il 21 di maggio Pieve di Soligo non è lontano, venite a sostenere i nostri amici, ci sarà il Gabibbo, c'è una nuova associazione da aiutare, portate i vostri bimbi, grazie, l'applauso della Nazionale Calcio TV, è tutto per voi, ci vediamo qui in Veneto, vediamo a tre basiliche tra pochi giorni e poi a Pieve di Soligo a maggio. Grazie a Moreno Morello, grazie alla Nazionale Calcio TV, a tutti quelli che hanno partecipato a questa manifestazione, alle assicurazioni generali. Ringraziamo anche Herbalife Italia, Lotto Sport Italia per il supporto tecnico e non solo, e ovviamente abbiamo detto tra le tante cose che sono venute